qua. No, te lo ricordi? Cos'era? Quello di Base High School? Cos'è Steve questo? Voi ragazzi giovani non potete capire. Ma no, non potete capire perché non l'avete conosciuto, non potete capire perché non vi è stata data la capacità intellettuale per capire ciò. No, scherzo, dai, era la prima. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch. Lavoro, ma anche il mio cane ha il suo da fare. Cioè, guarda, è da un'ora che prova a staccare quella cosa lì, ma non ci si riesce, vero CP? Perché elastica, torna indietro, è una dannazione, povero cane. Tutti, è andata, la pallina nuova, luminosa, che suona, fa anche... faceva ce l'ha su con lo spaghetto adesso che la gira, lei deve prendere quello spaghetto maledetto, eccolo là, non va bene quello spaghetto, va tolto, vero Amy? Esatto. Che tipa guarda che misteri, ti fa così schifo, non può restare. In my secret life, in my secret life, in my secret life, in my secret life. I saw you this morning. You were moving so fast. Can't seem to loosen my grip on the past. Certo che ragazzi, made in Italy, ma veramente, boh, a me brucia un casino aver buttato via 350 euro per questo oscurante che non ne vale neanche 80, cioè vale dalle 60 alle 80, cioè cuciture pessime, materiale ancora peggio, perché veramente chi ce l'ha, adesso non posso far nomi, anche se vabbè è la verità, però vabbè chi ce l'ha, ci siamo confrontati, abbiamo visto, ce li hanno ridotti anche molto peggio del mio, nonostante ce l'abbiano da meno tempo del mio, però veramente ragazzi, se io lo tratto con tutti i guanti, ma è una schifezza. Quindi ogni volta che mi chiedete Shingano che oscurante mi consigli, io posso dirti solo esterno, cioè fatelo come ha fatto Thomas, fatelo da solo, perché veramente io, cioè, buttare via 350 euro per una cagata, perché è veramente una cagata. But I know what is wrong, and I know what is right, and I die for the truth. Eh sì, ma pensate, avevano ragione, cioè c'è un'area camper a 10 km da dove abitavo io una volta e io, cioè il Singano, era l'unico che non la conosceva, robe da matti. Siamo a San Stino di Livenza, l'area camper è completa di tutto, carico, scarico e corrente, ma la cosa che magari può un attimo infastidire chi guarda questo video è che siamo in Veneto, in Friuli. Pertanto, esatto, bravo, indovinato, è gratuita anche questa. No, però non devi incazzarti, secondo me, devi dire magari, ah cazzo, Singano aveva ragione, è il Veneto, se uno dei chi posti, intanto di GCP, che è meno caro di tante altre regioni. E a tutte queste aree camper gratuite perché il che tiene al turismo, come dice GCP, a parte Jesu, vabbè, ma Jesu è tutta un'altra storia. Si è attaccata al centro, quindi bravo, Zappa e Vaspendaskai. Però una cosa voglio provare. Giusto per curiosità voglio vedere se mi tiene la resistenza, quella
grande, quella da tanti kilowatt dell'Alde, tanti, sarà 3 adesso, non so, o forse 2, non sta a farmi sparare numeri a caso, non so. Aspettiamo 2-3 minuti e vediamo se salta, cioè se c'è la colonnina tarocca o se c'è la colonnina che tiene. Sì, tiene botta. Ho fatto tempo a spegnere la telecamera, no, non tiene botta. Io non ti ho fatto neanche vedere, ma rimedio subito, perché allora le pentole della Casanova erano andate tutte a remengo, gli ho scritto, non mi ha risposto, e allora mi sono comprato della lagostina in acciaio per la pasta. Guarda che figata, sta attento, guarda, col suo bel coperchio in vetro con lo sfiato qui, ok, ma soprattutto guarda, con lo scolone in acciaio integrato. Oh, roba seria, porca puttana, perché io pago, se ho qualcosa in cambio pago molto volentieri, perché in questa breve esperienza che ho avuto in questo pianeta ho visto che chi più spende meno spende, tranne con quegli oscuranti di merda che ho comprato, li ho buttato via 350 euro, vabbè. Ho preso la fregatura, io e tanti altri che li hanno comprati, perché sono già tutti rotti dopo un anno. E vabbè, non pensiamo ancora con gli oscuranti tarocchi, ma ti faccio vedere anche l'altra pentola. Questa è sempre l'agostina, era in offerta in un negozio alla SME qua delle nostre parti, mentre quella della pasta l'ho presa su Amazon. Guarda che figata, tutta antiaderente, è enorme, vedi, e io le scelgo apposta queste così perché hanno il culo piatto, ci puoi cucinare comunque se vuoi bistecche e robe del genere. Più che altro mi faccio anche la pizza molto volentieri, guarda, al suo coperchio e alla grande, tanto alla fine pesa comunque come quella là a fornetto che avevo prima, bene o male il peso è quello. E volevo farti vedere un'altra cosa, oggi prenderò mezza giornata di ferie, diciamo, perché per far star meglio queste pentole devo abbassare questo ripiano qui e abbassare quel ripiano lì, in modo tale che sotto ci sta questa e sopra ci sta quella st'altra qua. Secondo me, io l'ho pensata così, lo scolapasta, no, studiato in questa maniera, fa sì che tu quando è ora di mangiare intanto ti scoli la pasta tranquillamente in camper e la attraversi nel piatto, poi dopo aver finito di pranzare tranquillamente penserai a svuotare l'acqua rimanente nella pentola, perché come molti tu sanno, insomma, sarebbe buona cosa non svuotare l'acqua della pasta giù per il rubinetto del camper, non per la temperatura alta, no, assolutamente, bensì per gli odori che poi creerà l'aver creato questa pasta, perché crea una sorta di patina lungo i tubi che trattengono le sporcizie e tutte le cose che vanno giù per lo scarico, e quindi ti viene dopo su un odore dalle acque grigie che metà fa basta, no? Oppure metti anche giornate come adesso, metti sta piovendo e io vado a svuotare poi quando spiove, o comunque insomma resta valido che quando è pronta la pasta o gli gnocchi, in questo caso stiamo facendo gli gnocchetti, te lo scoli da sopra la pasta, l'acqua te lo scoli da sopra la pentola, l'acqua ritorna dentro la pentola e tu da questa seconda pentola forata te lo versi nel piatto. Fantastico. Chicche di patate tricolore, panna vegetale, funghi misto da poretti qui in scatola, aglio e peperoncino, come fossero due tipi di agli diversi, un'ombra di rosso, e ci si saluta ragazzi, perché niente, devo lavorare come un ludro e ci riaggiorneremo più avanti. Vado a lavorare a Valvasone. Chi mi conosce sa come io cambio idea di continuo, pertanto niente, farò il reso perché guarda è troppo grande e non bolle più l'acqua, cioè ho mezza giornata perché bolla l'acqua. Giustamente la colonnina qua dell'area camper dice, sommando quello che ti sto dando, cioè la colonnina e il caricabatterie fanno sto ragionamento, cioè stai consumando di frigo a corrente, stai consumando elettricità, stai consumando con il riscaldamento dell'Alde, pertanto il rimanente dedicato alla carica è poco più di 6 A, 6,2 ampere ora. Quindi per cui in sole 22 ore ricaricheremo le batterie. Sarete curiosi di sapere come mi trovo con le litio? Sì, diciamo che sono arrivato sempre a consumare tipo un 60-65% di 400 ampere, ok? Quindi per l'uso ufficio non con un portatile ma con un computer proprio attaccato a un monitor grande e tutto eccetera eccetera, e viverci eccetera, mi conoscete bene, insomma sapete i consumi e lo stile di vita, e 2 batterie da 100 assolutamente non bastano, sarebbero stracciucciate
3 da 100, con 400 vedo che vivo bene. Preferisco, anche se avete visto il nuovo alimentatore per il generatore integrato a GPL, preferisco andare in un'area camper gratuita. Alla fine i soldi spesi sono sempre quelli, solo che preferisco, piuttosto che accendere il generatore per ricaricare le batterie, andare appunto in quest'area camper, in queste aree camper, per cambiare zona anche, insomma. E poi insomma, solo la fortuna di avere l'amorosa che mi lascia andare 4, 5, 6, 7, 8 giorni a lavorare fuori. Approfittiamone di sta roba, porca miseria. Beh, comunque non sono sempre fortune, no? Come quando andiamo in giro, non è che possiamo dire che fortunati siamo stati a trovare sto posto. Un cazzo, c'è tutta una preparazione sotto, uno studio, eccetera eccetera. Quindi anche con Alessia sono stato chiaro fin dal principio: massima fedeltà, tutto quello che vuoi, ma io ho bisogno dei miei giorni, plurale, per star da solo, non con gli amici, se no viene anche lei se ci sono gli amici. Intendo proprio da solo, solo completo, o per lavorare o per fare il mono in bicicletta. Cacchio è tutta sta schiumetta sopra i miei tortellini? Se ti chiederai perché ho messo anche il rosmarino, beh, sappi che è per il semplice fatto che esiste. Cioè, se il rosmarino esiste, usalo da qualche parte, cioè vuoi lasciarlo in congelatore? Dai. Sì, confermo ragazzi, come cacchio la lavo? Io non so come fanno quelli di Amazon, però veramente da quando c'è Amazon, accidenti, cioè una roba non ti va, gliela rimandi indietro, è una roba pazzesca. Questa lunga corsa in fondo all'avventura, e tu sola sei quello che darei per ricominciare un'altra volta ancora. Partiremo insieme senza limiti nel cuore. No, cane, di dove trovi, guarda, un parone che ti fa le papine, c'è la carne di prima scelta che gli arriva dalla Germania, voglio dire, cioè no, pizza e fichi, roba fatta da veterinari, con olio di oliva e anche il grana, vara bave che vedo io, vara che bella, quella. Ok, spengo e bestemmio, ciao, ci vediamo dopo. Beh dai, ti è andata bene, le ho dato un grana extra. No, pensate al destino. Ho detto, mentre lei va a mangiare, no, mentre è lì che mangia, io passo l'aspirapolvere per terra, le faccio la cuccia e tutto quanto, vero Cipi, amore? Cara Pipì, che disgrazia, ma hai mangiato comunque tutta la pappa, cioè non è che è andata persa che fai quella faccia lì, capisci? Cioè la quantità era sempre quella? È proprio vezzota se la mina poretta, tutta bianca ormai. Bianca e ha gli occhi dentro opachi. Almeno quando moriamo contenti, vero amore? Così si dice. Sì. So qua ragazzi, noi è da giorni che siamo avanti, ma quel filino non si toglie. Mannaggia, quel filino di quella pallina. Forse se te la tengo duro. Prova. Prendi il filino. Ecco qua il filino. Vai, prendi il filino. Prendi il filino, vai. Tira. Prendi, tira, dai, prendilo, dai, Che strano ragazzi vederla così vecchiotta, invecchia ogni giorno di più, però dentro è sempre una cucciolotta, cara, c'è Pauline, Boh, adesso spengo che devo scoccolarmela. CP, io mi rileggerei Nietzsche, cioè che non mi sta tanto simpatico perché lo trovo un po' arrogante, vero CP? Un po' presuntuoso, arrogante, esibizionista, questo lo spode dure, soprattutto il suo modo di parlare, però vedi al CP non interessa molto. Un altro, no, Elogio della follia mi sarebbe piaciuto anche leggere, ma l'ho letto troppe volte, mi piace tantissimo Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam, altrimenti i testi di Thoreau, Darwin, cosa abbiamo? No, ho già letto tutto. Immanuel Kant, Freud, tutto. Mamma mia, ho passato il periodo che mi sono riletto tutti i libri di Freud, perché comunque chi non lo conosce gli dà un po' del pazzerello dello spostato, ma in realtà è veramente una grandissima mente. Però come puoi descrivere un qualcosa che non è presente, ok? Non è presente in te, nella tua interpretazione, no? Basti solo pensare a quelli che mi descrivevano il Gandhi come il santone, no? Il santone, il nulla facente, quando in realtà Gandhi è stato uno dei guerrieri più grandi della storia, il quale come arma aveva la non violenza, che è stata un'arma rivoluzionaria, per carità non è stato l'unico, però vedi,
a noi, ai posteri, no? Alla collettività, l'immagine, lo stereotipo del Gandhi non è altro quella del santone in muande, una sorta di asceta, di induista, quando in realtà veramente lui era un grande politico, rivoluzionario e guerriero, cioè pensa, no? Taglio perché pesa un casino sta fotocamera. No, ho cambiato idea, CP, no, non voglio più leggere Nietzsche perché, per carità, io gli do sempre dell'arrogante, no? Perché dà sempre quell'impressione di non voler tramandare certe conoscenze al prossimo, ma di fare una sorta di braccio di ferro intellettuale, una sorta di dimostrazione delle proprie capacità intellettive e dialettiche. Però, per carità, però va anche detto che a sua discolpa, vero CP, questa è un'interpretazione che può nascere dal fatto di essere incappati o meno in traduttori più o meno gentili. Però, oh, cos'altro ci leggiamo? Plutarco, no? Kafka l'ho lasciato da Alessia, lo stavo finendo di leggere lì uno, qui ne ho un altro. Ho deciso, buonanotte.